Quella che ormai è stata denominata la guerra dei tigli sembra destinata a non placarsi a Mogliano. Da un lato i cittadini contrari all'abbattimento di 78 alberi, dall'altra l'amministrazione comunale che ha iniziato i lavori lungo via Barbiero. La querela va avanti dall'inizio degli anni 2000, con le prime perizie datate 2010 e 2002 che hanno confermato la malattia e la conseguente pericolosità di alcuni tigli. L'ultima, eseguita quest'anno, ha accertato che il fungo ha intaccato il terreno facendo ammalare anche gli altri alberi. I cittadini che ieri avevano cercato di bloccare il cantiere oggi erano presenti alla conferenza stampa indetta dalla Giunta alla ricerca di rassicurazioni. A dare una risposta ai moglianesi la notizia di una quarta controperizia che sarà effettuata domani mattina dal professor Luigi Sani. Questa amministrazione ha fatto un'ulteriore perizia, farà fare una ulteriore controperizia, ma finora tutte le perizie ci dicono che gli alberi sono purtroppo ammalati. L'assessore Mancini ribadisce quanto aveva dichiarato ieri il sindaco Carola Arena: se si fosse intervenuti prima si sarebbero potuti ridurre i danni, ma i diversi carottaggi eseguiti dai tecnici hanno confermato che i tigli in questione presentano la malattia all'apparato radicale e questo spiega perché ad un primo sguardo i tronchi appaiono sani. Ora una quarta perizia dovrà confermare i fatti, ma nemmeno questo sembra rassicurare i cittadini. Avremmo voluto una perizia esterna, ma non abbiamo il tempo necessario per contattare il perito adeguato. Sarò tranquillo quando rivedrò i tigli a dimora dopo i lavori. Io ho una certa età, speriamo di fare in tempo a vederli. È una nostra priorità restituire ai moglianesi il più bel viale della città, assicura l'assessore Mancini, ma sarà necessario attendere la bonifica del terreno malato e la successiva sistemazione di quello più adatto. Solo a quel punto si potrà intervenire con la piantumazione di nuovi alberi e, visto che ci siamo, continua l'assessore all'ambiente, provvederemo a sostituire le tubature che risalgono agli anni 30, ma gli interventi in via Barbiero non si fermeranno qui. Vogliamo anche costruire lo spazio per i pedoni e anche per i ciclisti e lo vogliamo fare con la partecipazione dei cittadini, per questo prevediamo ulteriori assemblee, abbiamo aperto nel sito anche la possibilità di inviare proposte, suggerimenti. Intanto qualcuno all'interno del Comitato Spontaneo a Difesa degli Alberi sta valutando l'ipotesi di presentare ricorso al TAR. La guerra dei tigli, insomma, sembra destinata a continuare.